Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Seva e grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'Ufficio Rapporti Sociali, lo sportello Servizio del Cittadino e siamo a None in via Volvera 3. Siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì dalle 14 alle 16 e trattiamo richieste di patronato, richieste problemi sociali, legali, condominiali, quindi pensioni, reversibilità, domande di pensione eccetera, oppure emergenze abitative, bonus vari, informazioni per vertenze civili, penali, sociali, problemi riguardanti vertenze, aperture, registrazioni, passaggi di proprietà, Luigi? contesi vari per i condomini eccetera. Luigi? Quindi voi chiamate Luigi, mi il senti? 32, sì? Sì, abbiamo Gianni in linea. Gianni, ok, Ma un attimo. io ascolto, Gianni, io ascolto. sì, mi ascolti un secondo così finisco di dare due indirizzi e poi ti faccio parlare perché stavo dicendo appunto agli ascoltatori che oggi sei tu che sei il presidente dell'Associazione Disabili Senza Limiti e con te c'era in collegamento dall'altra parte il nostro Osvaldo, presidente dell'Automotor Club Canavese, che è in Sardegna perché abbiamo un grande rally al quale partecipiamo e volevo far parlare appunto sia lui che te, lui per il rally in diretta e tu perché da domani o dopo già devi parlarci sia della diciamo l'andata a Meggiugori e sia del sabato 21 giugno della festa di fine anno, quindi tutta roba più che presente, naturale e utile. Quindi allora, visto che ci sei Gianni, non ha importanza, sono contento di sentirti. Allora, senti un po' Gianni, vuoi spiegare alla gente, ma dai anche poi il codice per il 5 per 1000 per l'associazione, mi raccomando. Sì, Quindi sì. Gianni, Va spiega bene. intanto com'è la situazione per andare a Meggiugorje il 9 giugno, dal 9 al 14, e poi anche quella del sabato 21 che alle 12:30 c'è la festa di fine anno con quella che tu fai sempre di cuore, la famosa grigliata polisportiva campus in via Pietro. Comunque a te la parola Gianni, divertiti, vai pure avanti, tanto la signora, la nostra Sveva si vede se riesce a collegarsi con Ubaldo che subito dopo di te lo faccia parlare. Vai Gianni, vai, grazie. Ok, grazie. Allora, buongiorno a tutti, tutti gli ascoltatori. Come avete già sentito, ha già parlato un attimo Luigi per me, quindi era solo perché ogni tanto Luigi mi chiama e quindi mi dice facciamo un po' di diretta per parlare dell'associazione che io faccio parte e in pratica sono uno dei responsabili. E in pratica adesso questi giorni siamo quasi alla fine dell'anno sportivo, però in pratica noi lunedì 9 andiamo a fare il pellegrinaggio a Meggiugori e torniamo sabato prossimo il 14, quindi era proprio perché questa settimana purtroppo non sono a Torino ma sono un po' fuori con i ragazzi e i genitori e i volontari che sono venuti a questa pellegrinaggio. Noi ci teniamo moltissimo perché quasi, non dico tutti gli anni, ma un anno sì, un anno no, facciamo un pellegrinaggio o a Meggiugori o a Lourdes, o siamo andati da Padre Pio, cioè in pratica facciamo un po' di cose anche in questa maniera. Però volevo poi dirvi anche che siamo alla fine quasi del 5 per 1000, chi ancora non ha fatto la dichiarazione, se lo volesse dare alla nostra associazione Senza Limiti, noi facciamo sport per disabili, 12 sport, quindi tutti gli sport vengono fatti da noi e l'aiuto è della gente che ci aiuta col 5 per 1000 e con le donazioni. Io chi ha una penna, se lo vuole scrivere, è l'associazione Senza Limiti ASD. Il numero del 5 per 1000 è 7 9 8 4 7 2 5 0 0 1 2.
Questo è il nostro codice per dare il 5 per 1000. Quindi chi volesse usufruire di dare questa cosa, c'è anche il numero di Luigi, che quindi potete telefonare a lui, se non l'avete iscritto vi dà anche tutte le indicazioni. E poi volevo anche dire che, visto che siamo a fine anno sportivo, diciamo che si conclude un po' tutte le cose che abbiamo fatto durante l'anno, noi il 21 giugno, che sarebbe fra 2 sabati, facciamo la grigliata con tutti i ragazzi, volontari, animatori, genitori e chi in pratica vuole venire a partecipare a questa grigliata. Noi tutti gli anni, e già da un bel po' di anni che la facciamo, passiamo i 100-120 persone che facciamo questa grigliata. È una grigliata di amicizia, di stare insieme con i ragazzi e con i genitori, quindi chi avesse la voglia di venire può venire, e in pratica a mezzogiorno e mezza, via Pietro Cossa, angolo strada Pianezza. Via Pietro Cossa, angolo strada Pianezza. I campi di calcio che sono il campus, quindi noi facciamo questa grigliata dentro in questo centro sportivo. Quindi chi avesse la voglia o vuole passare o vuole venire a trovarci anche, può venire, e noi siamo lì in pratica dentro fino, diciamo, alla sera, dal mattino alla sera. Grazie di tutto, e quindi se avete qualche cosa chiedete pure anche a Luigi, che lui ha tutte le indicazioni. Io ringrazio tutti quanti voi e ringrazio la radio che in pratica ci dà questa opportunità di parlarne un po', di fare un po' di pubblicità alla nostra associazione. Ma per fare pubblicità, Gianni, prima di andare via un attimino, sì. Io sono geloso e sono molto orgoglioso. Mi parli delle 2 medaglie d'oro conquistate ultimamente, per quale motivo, dove e come? Parliamo di medaglie d'oro, non di cose così, tanto per dire. Stavo anche dimenticando, quindi abbiamo anche un ragazzino che oggi e domani è sempre ai nazionali di nuoto, però diciamo i ragazzini minorenni vuol dire sotto i 14 anni, quindi sto ragazzino sta facendo i nazionali, speriamo che anche lui si comporti come abbiamo fatto l'altra settimana del ragazzo che è andato a fare atletica leggera e in pratica ha preso 2 medaglie d'oro, una nei 800 metri di marcia e i 5.000 metri anche lì di marcia, camminata e di coso, 2 medaglie d'oro che noi ci teniamo moltissimo. Quindi volevo anche ringraziare un'altra cosa, perché non so se tanti l'hanno saputo, perché subito sulla stampa, sul coso, abbiamo avuto una cosa molto spiacevole, ci avevano tagliato le canoe sul lago di Avigliana, però adesso con la gente che ci vuole molto bene siamo riusciti già a comprarne 4 e abbiamo già iniziato giovedì scorso i ragazzi portarli di nuovo sul lago. Il martedì e il giovedì ci sono 20 ragazzi che fanno canoa, e quindi abbiamo avuto molte persone che ci hanno mandato dei soldi per comprare queste canoe, quindi perché ci avevano tagliato tutte 10 le canoe, e quindi adesso ne abbiamo, come ho detto, comprato 4, 2 ce l'hanno donate, e quindi siamo quasi al buono. Quindi grazie a tutte le persone che loro credono in noi. Grazie Luigi, gli hai dato uno spazio molto grande, quindi adesso puoi parlare tu, che ti ho preso lo spazio tuo. No, non hai preso lo spazio, Gianni. Comunque anch'io, a nome di tutti, ti faccio i complimenti e mi raccomando, a Meggiugorje fai una preghiera anche per me, perché alla mia età sicuramente lo farò. E poi l'altro sabato magari prima di fare la cena così ti faccio ancora parlare, così spieghi per fare la cenata di chiusura. Nel frattempo, caro Gianni, ti auguro di stare tranquillo, sereno, la preghiera sai che risolve tutti i problemi. Poi questa radio, ripeto, Radio Libertà, non sono io, è questa radio che consente
a gruppi come la tua associazione, come quella di Ubaldo, presidente di Automoto Club, oppure di ingegneri, architetti, medici, avvocati, notai, che collaborano volontariamente a titolo gratuito. Questo lo puoi sottolineare. Lo facciamo col cuore, perché vogliamo bene a tutti coloro che collaborano e vogliono stare con noi. Quindi grazie Gianni, mi raccomando, stai sereno e poi ci sentiamo anche dopo, Gianni? Bacione, sì, ciao. Questo sicuramente, adesso prima anche di andare via, lunedì ci sentiamo, dai. Va bene. Ti ringrazio e salutami tutti i tuoi colleghi che quindi sì. che ci danno e ci aiutano a dare una mano. Tranquillo Gianni, grazie. Ciao, Grazie, ciao. Allora ciao. io adesso dico a Sveva, poverina, perché oggi avrà dei problemi, che so che è un po' problematico il collegamento con la Sardegna per la zona dove si trovano per la partecipazione alla gara, però nel frattempo se riesce a collegarsi bene, altrimenti mi chiama direttamente Arturo Caligaro che deve risolvere il problema insieme a me. Allora io ricordo nel frattempo, nell'attesa che riusciamo a collegarci con De Maria, di dirvi allora che noi siamo l'associazione in via Volvera 3 a Lone. Potete chiamare 328 0715 232, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16. Adesso poi, come diceva prima l'amico, anche ci sono le dichiarazioni dei redditi, le richieste di pensione, le anticipate, tutte le informazioni necessarie. Chi volesse chiedere informazioni a questa radio, se riesce a collegarsi, può chiamare allo Luigi, 02 92 94 72 e 22, oppure inviare le richieste scrivendo al messaggio al 340 67 09 659. Quindi Luigi, se scusami. riuscite potete mandare Luigi, messaggi, mi senti? ok, oppure chiamare e vi danno delle informazioni. E per quanto riguarda noi, siamo incaricati come compito di base a discutere sul nuovo codice della strada. Ecco perché questa radio ci consente di parlare. Luigi? Dimmi. Scusami se ti interrompo, abbiamo Ubaldo De Maria in linea, però non si sente benissimo, ci proviamo. Grazie, che bacione. Madonna, vengo a Milano, guai. Allora, Ubaldo, scusa, ti ho fatto anticipare da Gianni perché non si riusciva a collegare. Senti, Uba, come presidente dell'Automoto ci sono. Non so come mi sentite perché qui sono al parco eolico di Tula. Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Spiegaci cosa sta succedendo in Sardegna al nostro presidente. Vai. Siamo al secondo giorno del Rally Mondiale d'Italia in Sardegna. In questo momento faccio il commissario di percorso con alcuni amici, siamo stati richiesti per fare questo servizio e in totale addirittura per questa enorme macchina da guerra, diciamo così, da tutta Italia ci sono quasi più di 1000 commissari per poter far funzionare tutto in sicurezza, soprattutto per il pubblico. Ora mi trovo sulla prova di Tula, che sicuramente vedrete anche in televisione, gli appassionati che vorranno vedere su Eurosport, mi pare, e comunque Rai Sport sicuramente la farà vedere. Mi avete beccato giusto in un momento in cui sta per partire il primo concorrente, ma abbiamo ancora almeno qualche minuto. Che dire, tempo bellissimo, un caldo tremendo, tanta polvere, ma anche perché i piloti vanno veramente forte, ragazzi, è uno spettacolo vederli. Questa gente qua, secondo me, lo stipendio se lo guadagna tutto e comunque quando salgono in macchina spengono il cervello. Lo dice uno che il piedino, nonostante l'età, ce l'ha ancora pesante, ma non so se avrei il coraggio di sedermi di fianco, sul sedile di fianco a uno di questi, perché questi vanno veramente, ma veramente forte. Ha dell'incredibile. Bello. Vi
vi consiglio comunque di vedere le riprese che faranno alla TV, perché ne vale veramente la pena. Speriamo che almeno continuiamo ad avere un rally mondiale in Italia, perché questa è la cosa più importante. Stanno togliendoci tutto in un modo o nell'altro, almeno questo ci rimanga ancora. Ecco che sta passando la 0, quindi fra un po' passerà il primo concorrente. Che dire altro? Allora, due cose: tornerò lunedì, però una cosa importante è che il 21 e 22 giugno c'è il 24esimo raduno Delta a Corio. Ragazzi, è il primo raduno delle Delta che è stato fatto in Italia, e oggi, quest'anno sarà la 24esima edizione. Vi aspetto anche lì, numerosi, e magari mi farò sentire per raccontarvi quante Delta e chi c'è. Tra l'altro, poi in anticipo c'è di sicuro l'amico Michi Biasion e Dario Cerrato, 2 campioni con le Delta. Per il resto, Luigi, ti ringrazio. Prima che cominci il gran casino e non riusciamo più a sentirci, auguro a tutti gli spettatori buona domenica. Grazie anche Luigi? a te che abbiamo disturbato, però tu sei l'unico che può No, ma se posso ben volentieri, mi fa sempre piacere. Okay? Di un altro pilota, ma tu sei un grande pilota, non sottovalutarti, Ubaldo, va tranquillo, va. Grazie, bello. Va bene, ciao a tutti, buona domenica. Ciao, grazie Ubaldo, un bacione, ciao, grazie, ciao, buon lavoro. Ciao. Poi ci sentiamo Grazie. dopo, così mi dici come vanno le cose. Vedete, trasmissione così, perché è temporaneo, tutto attuale, tutta cosa normale, noi siamo abituati a fare queste cose. Quindi stavo dicendovi, se volete informazioni potete mandare i messaggi al 340 6709 659, oppure prima di rovesciare la tarda mattinata anche all'architetto Arturo Caligaro, diamo magari in anticipo allo studio la pausa e poi nella seconda parte entriamo nelle problematiche di ieri e dell'altro ieri per quanto riguarda chi vive in Piemonte per il bollo auto, oppure la stangata alle auto vecchie a causa dell'europea, la revisione europea. Lasciamo stare. Comunque, se Sveva non è un problema, ti do la possibilità di fare l'intervallo e poi parliamo nella seconda parte, così andiamo fino in fondo direttamente con l'architetto Arturo Caligaro. Se va bene, a voi studio. Luigi, mi senti? Sì? Dimmi che c'è stata un'interferenza, dimmi. Luigi, mi senti? Ho detto se vuoi fare la pausa. Ah, no, ancora no, mancano 4 minuti. Allora passami Arturo se ce l'hai. Sì, no, ancora no, ora lo chiamo subito. Per quello che ti dicevo, sì, ok, sì. Allora chiamalo e io allora dirò l'argomento che tratteremo, perché qui di ieri dice che auto vecchie stangate europea, revisione da fare ogni anno, così Arturo oltre che tecnicamente risponderà anche a livello politico, e poi qui specialmente per il Piemonte, chi vive in Piemonte bollo auto non lo paga più, confermato stamattina il decreto, i cittadini dovete iniziare pure a festeggiare. Io non so se festeggeranno o cosa vuol dire, comunque leggerò di cosa si tratta, perché sono argomenti veramente importanti e seri. Dopodiché ci sarà anche il discorso, sempre a causa di questo nuovo codice della strada, riguardante le patenti, perché il Ministero dei Trasporti... Luigi, c'è Arturo in linea. C'è Arturo? Sì. Sì, ci sono. Ecco Arturo, allora un secondo perché poi c'è il minuto, perché poi c'è l'intervallo. Senti Arturo, intanto grazie. Prima di te ho fatto parlare, lo sapevi già che te l'ho detto, sia Ubaldo per quanto riguarda l'avvenimento in Sardegna e sia il nostro presidente dei disabili per quanto riguarda domani o dopo la partenza per andare a Meggiugorje. Allora Arturo, qui l'articolo di ieri mi dice che chi vive in Piemonte
non paga più il bollo dell'auto perché è confermato stamattina. Secondo te i cittadini devono cominciare a festeggiare, perché dice che il bollo auto, la tassa automobilistica regionale, rappresenta un onere annuale per la maggior parte dei possessori di veicoli d'Italia. Tuttavia esistono diverse categorie di veicoli di persone che godono di esenzioni totali o parziali, sia a livello nazionale che regionale. Quindi cosa dici? Diamo la possibilità, diamo lo spazio per la pubblicità e poi parliamo, oppure vuoi dare già qualche risposta? E no, diamo lo spazio. Vai, dimmi. Sì, no, lasciamo lo spazio così, poi non dobbiamo interrompere. Penso che sia in grado di poter accettare lo spazio, perché lei è molto gentile per collegarsi e per non perdere i collegamenti. Diamo pure tempo allora e lo spazio allo studio e poi riprenderemo. Grazie. A voi studio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a voi la linea. Grazie. Allora Arturo, io ti leggo l'articolo così tu darai una risposta tecnica e soprattutto, perché a me interessa, gli ascoltatori continuano a chiedermelo, anche una risposta politica, perché noi parliamo a livello generale, quindi ognuno ha le sue idee, ma non esprimiamo le nostre personali, ma diamo una risposta a livello generale. Almeno so che tu fai questo perché sei una persona onesta, sei rappresentante politico di una città come quella di Moncalieri e soprattutto per Torino e Piemonte. Senti un po', allora ti stavo dicendo, questi festeggiamenti che devono fare i cittadini. Le persone con disabilità, dice Arturo, per quanto riguarda il bollo auto, come previsto dalla legge 104 1992, beneficiano dell'esenzione del bollo auto già da sole, e dice che questa esenzione si applica sia se il veicolo è intestato direttamente alla persona, sia se è intestato a un familiare di cui la persona è fisicamente a carico, però deve avere un reddito annuo inferiore, reddito annuo, a 2.840,51 euro. Quindi dice che l'esenzione è valida per un solo veicolo con i seguenti limiti, e tu lo sai: benzina o ibrida fino a 2000 cc, diesel o ibrida fino a 2800, elettriche potenza non superiore, anche elettriche, soprattutto con le problematiche che ci sono. E poi dice le auto storiche, perché dice che in Piemonte riconosce il valore storico di alcuni veicoli con specifiche agevolazioni, auto d'epoca oltre 30 anni, eppure i veicoli storici tra i 20 e i 29 anni. Un tuo giudizio su questo articolo, Arturo, sia tecnico che politico, e poi lo puoi dare generalmente perché sei molto chiaro. E poi abbiamo anche il problema, te lo dirò nella seconda parte, che riguarda la patente. Quindi riguardo a questa novità, che ne dice Arturo, tecnicamente e politicamente? Vai. Sì, è l'applicazione di una norma di legge, quella che ricordavi tu, che è la 104 del 92, che prevede una serie di agevolazioni alle persone che vivono in uno stato di disabilità. Quello che, anche se è un provvedimento lodevole, ha molti limiti, cioè un reddito di 2.900 euro annui vuol dire un reddito poco superiore ai 200 euro al mese, quindi uno è già disabile, deve avere un reddito di 200-250 euro al mese per poter usufruire di questa agevolazione. La cosa mi sembra
è meglio qualcosa, è meglio che nulla, però non mi sembra che sia il provvedimento adeguato alla realtà di chi vive il mondo della disabilità. Per cui sì, la Regione adotta questo provvedimento e chi è in quelle condizioni è chiaro che può festeggiare perché non ha più il gravame del bollo di circolazione, della tassa di circolazione. Con quel reddito mi viene da chiedermi chi è che può permettersi un'auto nuova elettrica o ibrida con quel reddito. Però queste sono domande che magari i burocrati non si sono posti, perché anche in questo frangente la politica dà un'indicazione, poi da fare quadrare i conti del bilancio regionale, e l'abbiamo visto quando abbiamo provato a chiedere l'esenzione per i veicoli che superano i 20 anni di età, che non è stato un provvedimento che non è stato condiviso dall'assessore al bilancio della regione, perché questo squilibrava un po' l'equilibrio di bilancio, poi perché la partita dei finanziamenti in questo settore è anche in conflitto tra le varie competenze degli assessori, perché travalica dall'assessore al bilancio, all'assessore ai trasporti, all'assessore alla disabilità, no? All'assistenza sociale, quindi devono mettersi d'accordo tra gli assessori per poter emettere un provvedimento di questo genere. È ovvio che chi ha i requisiti ha un'agevolazione non da poco. Analoga agevolazione è quella che hanno i veicoli che superano i 30 anni di età, e lo ribadiamo, come l'abbiamo ribadito diverse volte, sono veicoli che fanno parte di un patrimonio storico che va tutelato e garantito. Bene ha fatto la Regione Piemonte, la patria dell'automobile, a emettere un provvedimento di questa portata. Lo vorremmo questo provvedimento un po' più profondo, anche che interessasse i veicoli che hanno superato i 20 anni, perché ricordiamoci che un veicolo che ha 20 anni ha già pagato magari molto più del suo valore in termini di tassa di possesso, anche perché sono veicoli che possono circolare in determinati periodi e in determinate condizioni, e che rientrano anche in quelle norme anti-inquinamento che vengono varate dalla regione, dai comuni, e quindi sono veicoli che non possono circolare sempre. Sarebbe opportuno, qualora vi fossero le condizioni economiche diverse per la nostra regione, poter in qualche modo modulare diversamente quello che è il comparto della tassa di possesso. Ricordiamolo agli ascoltatori, la tassa di possesso di competenza regionale è nata su quell'onda di quel falso federalismo che doveva portare all'applicazione del principio di sussidiarietà. Poi è venuto fuori un provvedimento che lascia alle regioni la competenza esclusiva di una tassa di possesso, mentre le regioni hanno la necessità per il finanziamento della sanità di ben altre entrate, e quindi arriviamo alla ripartizione dei fondi statali per ogni regione. Ma sarebbe un discorso, Luigi, lungo da approfondire, che magari in un'altra sede possiamo valutare, proprio per ricordare come è nata l'applicazione regionale della tassa di possesso, come è nata con la competenza provinciale la tassa sui trasferimenti di proprietà delle autovetture e dell'immatricolazione, che hanno creato una competenza tra le varie province, alcune province che applicano imposizione fiscale molto inferiore vedono l'immatricolazione di molti autoveicoli, anche di quelli provenienti da altre province. Quindi abbiamo creato una concorrenza tra le amministrazioni
statali. Quindi siamo in una situazione che andrebbe rivisto tutto il comparto. Sì, va bene, quella lì, se no poi diventa troppo lunga, tu dai anche la risposta poi politico-tecnica. Senti un po', qui c'è la notizia di ieri, insomma, dell'altro ieri, senti un po', salutiamo tutti insieme la patente B. Da oggi, Arturo, sto leggendo, non esiste più. Matteo Salvini fa entrare la patente B 2.0, che è assolutamente diversa. Io ti dico cosa c'è scritto, perché rispondiamo a quello che c'è scritto, e tu dai tecnicamente ma anche seriamente una risposta, perché dice che di patente si parla spesso. Quel foglio che molti bramano per ottenere l'indipendenza, quantomeno la guida, noi volevamo l'indipendenza della Padania, un'altra roba, ma la patente, così come la conosciamo, sta per cambiare, in diretto è scritto. A imporlo è il ministro dei trasporti che punta a uniformarsi agli standard europei, oggi ancora troppo distanti dal modello italiano. Ed è per questo che si parla di cambiamento, Arturo, sempre in diretto, una sorta di patente 2.0. E mentre ogni anno milioni di persone si occupano di rinnovo, oggi si parla di un documento che non sarà nuovo nella forma, bensì nell'iter, ovvero sia il Ministero dei Trasporti, oggi guidato da Matteo Salvini, non sta solo mettendo a mano alle regole sugli autovelox, tanto odiati quanto discussi, ma sta riscrivendo anche le regole della patente, ecco perché l'ho letto. E i primi cambiamenti li abbiamo già vissuti sulla pelle dei neopatentati, quindi tu che viaggi sai di cosa parlo, perché dice che da dicembre 2024, infatti, chi prende la patente B deve fare i conti con regole diverse rispetto al passato. Prima bastava resistere un anno e poi via, liberi di guidare quasi tutto. Ora invece il periodo da sorvegliati speciali si allunga a 3 anni, ovvero sia 3 anni con limiti precisi, velocità ridotta su autostrade e statali, tolleranza zero sull'alcol, decurtazione dei punti raddoppiata e ovviamente limiti alla potenza dell'auto, ma c'è una contropartita che in molti hanno accolto con sollievo. In compenso è stata alzata la soglia della potenza consentita. Si passa infatti dai vecchi 70 kW circa 95 cavalli ai nuovi 105 kW circa 142 cavalli con un rapporto peso-potenza massimo di 75 kWh per tonnellata. Tradotto, si possono finalmente guidare auto un po' più scattanti anche se ancora lontane dai bolidi da sogno. Tu di queste due notizie dai delle risposte tecniche e poi anche politiche, perché sono due nuove, Per sapevi che c'è la patente che adesso è B.2, lo sapevi? 2.0, sì. Arturo? Luigi, è caduta la linea, adesso le ricollego subito, Arturo. Grazie, sì, no, perché lui l'ha sentito, lo sa di sicuro. Poi dice anche un altro articolo, auto vecchie, stangata europea. Quindi l'Europa arriva per fare le revisioni da fare ogni anno, si interessa di quello che succede in Italia. Ma quando in Italia si fanno delle norme, delle regole o delle leggi nuove, c'è nessuno che parla. Arturo, ci sei? Sì, ci sono, Luigi. Allora, è un provvedimento che questo era atteso da molti, perché... Pronto? Sì, è un provvedimento che era atteso da molte persone e che va nella direzione di semplificare il processo e per l'ottenimento di questo documento. C'è da dire che in un mondo, in un regime
liberale come ambisce a essere quello italiano, il moltiplicarsi di norme e di pratiche burocratiche non fa bene a quello che è il benessere della popolazione, per cui si costringe a modificare una prassi che era consolidata per il nostro paese per l'ottenimento del documento della patente. Ovviamente in ipotesi di modernizzazione va tutto bene, ma ricordiamoci che quello che ci viene imposto dall'Europa, noi in Italia siamo quelli più disponibili e che lo applicano nel modo più immediato. Mi riferisco ad esempio al comparto delle targhe. Vediamo ancora adesso le targhe tedesche di una volta, nonostante l'obbligo di avere la targa europea sia oramai imposto da più di 20 anni agli italiani. Per cui viviamo in un sistema, in un modo di comportarci dove tutto quello che viene deciso dall'Europa in Italia si applica pedissequamente, immediatamente, mentre da altre parti hanno un po' più a rilento a recepire le normative europee. Anche in questo contesto della patente, giustamente vengono varate delle norme che vanno nella direzione della sicurezza della circolazione, però è chiaro che manca sempre un tassello a quello che viene imposto con le norme, che è quello del controllo puntuale sulle nostre strade. Noi vediamo che non c'è il presenziamento delle forze di polizia, polizia municipale e polizia stradale. Il controllo viene lasciato per quasi tutte le norme del codice della strada ad apparecchiature elettroniche, quindi con controllo da remoto, dove il cittadino non può eccepire le proprie ragioni e oltretutto con dei termini, e questo che bisognerebbe inserire nel codice della strada, con tempi biblici che favoriscono solo la burocrazia ma non il cittadino, perché notificarti una sanzione dopo 90 giorni non è da paese civile, con tutta l'elettronica che esiste e l'informatizzazione di tutti i sistemi anche di controllo, vuoi della velocità, vuoi delle soste, vuoi per entrare nei centri a traffico limitato, e viene fatto tutto non da agenti della polizia municipale ma tramite telecamere che automaticamente leggono la targa in tempo zero, sono in grado di emettere la sanzione e la notifica della stessa. Poi purtroppo in Italia si difende sempre solo la burocrazia e mai il cittadino, si lascia alla burocrazia i tempi di notifica, tempi ere geologiche, per cui non è impensabile che mentre ti possono leggere la targa immediatamente e verificare, fare un confronto con le banche dati per vedere se tu hai l'assicurazione, hai il bollo, hai la revisione e tutto quanto, dall'altra parte si lascia agli enti che emettono poi le sanzioni tempo 90 giorni per la notifica, quando poi, come abbiamo ricordato molte volte, ad esempio nel comune di Torino, per loro i tempi della notifica sono quelli della consegna dell'atto alla posta, alle poste, e poi se le poste ci impiegano altri 3 o 4 mesi, per loro l'atto risulta notificato. Quindi ben vengano queste norme che vanno nell'indirizzo della sicurezza, occorrerebbe anche omologare i termini e i tempi della burocrazia per tutelare di più i cittadini, perché come lo ripetiamo spesso, come diciamo sovente, il cittadino non viene tutelato in alcun modo, diventa quasi un suddito per le norme del codice della strada. Per cui, Luigi, questa è la posizione che noi sosteniamo e che ripetiamo. Va bene, sì, quando... Ma è vero che noi sosteniamo, ma volevo sentire da te perché c'è questa situazione di rinnovare e cambiare la patente
B2.0, cioè che con tutte le nuove norme. Ma noi in Italia, però qui dice Arturo, ma la van der Leyen, allora qui dice che in Europa vogliono stancare le auto vecchie in Italia. Perché? La commissione von der Leyen, che io non la conosco, non so neanche chi sia, intende dimezzare la durata del collaudo per gli autoveicoli con più di 10 anni. Arturo, dimezzare la durata, che tu sei comprato una macchina che ha già 10 anni di età, o la butti via o non la compri più. Almeno io non capisco niente, credo di capire così. In Italia sono oltre la metà del parco circolante. Le barricate della Lega, perché Tovaglieri dice misura per colpire cittadini e automotive in nome del Green Deal. Ma senti un po', mentre strilla i dazi di Donald Trump, l'Unione Europea, perché siamo attuali anche noi, Arturo, non è che ci prendono per deficienti. Va bene, io ho 90 anni, ma leggo come te le cose attuali e tu sei la persona giusta e le sai. Dice che ha pronto un'altra mazzata rigorosamente autarchica di cui potrebbero far presto le spese gli automobilisti italiani. E parlo di stangata europea, Arturo, automobilisti italiani, un'altra cosa. Dell'aggiornamento della direttiva sui controlli tecnici dei veicoli commerciali, una forse non disinteressata manina a Bruxelles ha infilato la proposta di ridurre dagli attuali 2 anni ad 1 il periodo che deve passare da una revisione all'altra degli autoveicoli con più di 10 anni di età. Quindi altra tassa che arriva, invece di togliere quando la macchina è vecchia aumentano. Tradotto in soldi, tutti i proprietari di auto, così come di furgoni, sia per uso privato sia commerciali immatricolati 10 anni e più anni fa, dovranno sborsare circa, Arturo, 80 euro ogni 12 mesi, raddoppiando di fatto la spesa. La proposta, sottolineata, della commissione presieduta da Ursula von der Leyen viene motivata dall'intento di accentuare la sicurezza stradale. Spiegami chi è sta donna che ci sta rompendo il 2 d'agosto, Arturo, io non la conosco e non so chi è. E per suffragare questa tesi a Bruxelles si citano i dati secondo cui nel corso del 2024 sono state poco meno di 20.000 le persone decedute in seguito a incidenti stradali all'interno dell'Eurozona, quindi in Europa 20.000, un numero considerato ancora troppo elevato e tale da giustificare una revisione delle attuali normative, anche se la riduzione del periodo di validità della revisione sembra piuttosto un ulteriore effetto del puro zoppato Green Deal. Quindi, tempi dimezzati in Italia, fino ad oggi la norma prevede la prima revisione dopo 4 anni e poi ogni biennale. Adesso questi qui invece basti considerare che l'età media del parco auto circolanti nel paese è di 11 anni e 8 mesi, quindi aumenta del 2% in soli 12 mesi, è destinata a crescere ancora in fretta. Quindi non poche le differenze anche in questa circostanza. Tra le varie regioni, dice, perché parla proprio di tutto, ma sempre dell'Italia, quella con le automobili più adatta è la Basilicata, che registra un'età media di 13 anni e 9 mesi. Si discostano di poco la Calabria, la Sicilia, la Sardegna e il Molise, mentre le 4 ruote più giovani, si fa per dire, sono Toscana con 10 anni e 7 mesi, Lombardia con 11 anni e 1 mese, in Piemonte 11 anni. Quindi cresce il dato in Piemonte dove l'età media è di 11 anni e 8 mesi, con ulteriore differenza tra le varie province. Quindi Arturo, ti lascio tranquillo perché sennò il tempo vola. Questa è roba europea, ma un tuo parere tecnico ma anche politico. Che ne dici di questa storia? Dobbiamo accettare sempre quello che questa signora si chiama
Ursula von der Leyen decide, insomma, che ne dici? Qui vengono poi martedì a romperti le palle in ufficio, va tranquillo Arturo, vai. Sì, la Presidente della Commissione europea eletta da poco, nonostante i cittadini europei non abbiano dato il consenso o abbiano bocciato le politiche del centro-sinistra, e nonostante questo è stato insediato di nuovo un governo di centro-sinistra, dove all'interno uno degli elementi ideologici fondamentali è quello del famoso Green Deal. E poiché sono una maggioranza di socialisti ed ex comunisti, quindi hanno la visione di uno Stato non liberale, ma uno Stato socialista, quindi dove lo Stato decide anche per il singolo individuo. E poiché non possono espropriare e imporre la rottamazione di tutte le auto con una certa età, cercano il modo per rendere difficile la vita a chi le possiede. Una è questa che ricordi tu, con il dimezzamento dei tempi per la revisione. Poi sappiamo benissimo che la burocrazia italiana anche lì ha un vantaggio non indifferente col fatto che anziché ogni 2 anni, ogni anno si paghino i bolli sulla richiesta di revisione, tutto quanto, i diritti per la motorizzazione, quindi un introito imprevisto e molto gradito all'apparato statale italiano. Quindi anche su questo, nonostante lo Stato italiano si regga soprattutto e per buona parte sulle tasse dell'automobile, vede un incremento, perché cui tasse sulla benzina, sull'assicurazione, sul bollo, sul trasferimenti di proprietà, l'IVA, quando uno compra l'autovettura, ci sono le tasse sulle revisioni. Allora vogliono far passare dal buco della serratura quello che i cittadini hanno bocciato dalla finestra. Quindi i cittadini che hanno bocciato il Green Deal, però visto che loro sono socialisti e comunisti, tentano in ogni caso di imporlo con altri mezzi. Quello di appunto aumentare le spese per le autovetture di una certa età è uno dei sistemi. L'altro sistema è imporre sanzioni ai comuni che sforano i limiti di biossido d'azoto e quant'altro, e quindi rendendo fuori legge tutta una serie di autoveicoli di una certa età, dagli Euro 5, Euro 4. Tutto questo però tutto a spese dei cittadini, perché se la Commissione europea dicesse sì, facciamo la revisione ogni anno, però gratuitamente per i cittadini, cioè il cittadino si presenta a un centro di revisione e questa revisione la paga l'Europa. Questo però non lo applicano e quindi fanno sempre dei provvedimenti che sono indirizzati a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, quindi indiscutibilmente si dimostrano come il partito delle tasse, anche se non lo vogliono ammettere. Per loro è fondamentale far pagare sempre più tasse ai cittadini per avere dei contributi poi da ridistribuire come credono loro, penalizzando la nostra economia, come vediamo noi a Torino con la crisi di Stellantis, e favorendo l'economia cinese con l'acquisto delle batterie, dei motori e dei pezzi dalla Cina. Però a questi non interessa molto, l'importante è aderire a una scelta ideologica per cui loro possono fare propaganda politica dicendo che difendono l'ambiente, dall'altra parte impoveriscono la cittadinanza e soprattutto le fasce più deboli, perché come ricordavi tu il parco auto più anziano è quello delle regioni meridionali, dove fortunatamente non ci sono i problemi di inquinamento e quindi blocchi del traffico e quindi il poter circolare anche con una macchina di una certa età è un elemento di vantaggio per quelle regioni, ma che vengono con questo provvedimento, se arriverà a essere votato, a essere penalizzate ulteriormente alla faccia dei contributi delle zone più povere. Quindi questo è il ragionamento che Arturo, senti, siccome
a me piace essere chiaro, mancano 2 o 3 minuti, però l'articolo non è finito perché l'articolo parla, quindi noi leggendo possiamo dire ciò che c'è scritto. Per il partito di Matteo Salvini, quello di Bruxelles altro non è se non l'intento di commissione di boicottare il settore dell'automotive, sia per quanto concerne le case automobilistiche, sia per quanto concerne i consumatori. Un balzello in più in capo a chi possiede un'auto, che oggi praticamente viene demonizzato, manco fosse un serial killer dell'ambiente, e tanto, per non farsi mancare nulla, alle viste potrebbe esserci anche un ritocco al rialzo del costo della revisione, che nel corso dell'anno sarebbe 90 euro. Oggi è da pagare ogni 2 anni, ma in un domani assai ravvicinato, nel calendario di Bruxelles, la cifra uscirebbe ogni 12 mesi per oltre la metà degli automobilisti. Quindi è vero, essendo noi della Lega non possiamo parlare come radio, però io leggo quello che c'è scritto, un tuo parere anche politico. Sei d'accordo anche tu su questo che dice Matteo, no? Certamente, è una penalizzazione non indifferente per chi possiede e non ha le possibilità per comprarsi un'auto nuova. E allora vedi che però appunto bisogna essere contrari e non bisogna lasciar fare alla burocrazia sia europea che nazionale e che possa decidere in questo contesto. Speriamo che la voce del Ministro delle Infrastrutture e dei parlamentari che frequentano Bruxelles sia quella di impedire il varo di questa nuova norma, e penso che ci siano tutti i presupposti, perché poi i parlamenti nazionali devono poi reperire queste norme e fortunatamente il nostro governo penso si metterà di traverso nell'applicazione di questa norma. Perché poi dovranno discutere anche a livello europeo, no? Abbiamo anche i nostri rappresentanti lì, no? Gli automobilisti, i tecnici, esperti. Comunque Arturo, qualche minuto se vuoi ti ringrazio, ti aspetto martedì perché ci sono grosse novità. Grazie Arturo, vai. Un saluto agli ascoltatori, una buona giornata, un ringraziamento alla regia, un abbraccio a te Luigi e ci sentiamo in settimana. Ciao. Ciao, grazie. Io ringrazio la nostra Sveva che ci concede di poter parlare. Penso che la gente abbia ascoltato e abbia seguito. Noi leggiamo quello che c'è scritto e che si scrive la sera prima, quindi non sono cose inventate. Io leggo quello che c'è scritto e quindi non può essere contestato. Perciò condividiamo alle volte, non condividiamo altre volte e siamo favorevoli o contrari. Ringrazio ancora la nostra Radio Libertà, vi ricordo che siamo a Noli in via Volvera 3, chiamate 328 0715 232, ringrazio ancora la nostra Radio Libertà, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e risentirci sabato prossimo che ci saranno altre grosse novità. A voi studio, grazie. Avete ascoltato Filo Diretto.